Stasera non se n'è salvato nessuno, una delusione completa a partire appunto dall'allenatore. Che poi la Champions è a rischio, non credo, ma se andiamo avanti con questo modo di giocare, o meglio di non giocare, è a rischio ancora anche la Champions. Sicuramente adesso è importante non fallire le prossime occasioni. Chiaro che già Napoli-Cremonese ti dà la possibilità di rialzare la testa. Rosario, cosa non ti è piaciuto stasera? Allucinante, allucinante, la più brutta partita del campionato, la più brutta partita. Sì, a Parma, però abbiamo un po' salvato la situazione, abbiamo fatto vedere che eravamo in forza, ma ha messo dei giocatori che si erano risanati dalla loro malattia, anche chissà, ma è meglio che lo faceva sta ancora sulla panchina, pure Lobotka, la più brutta partita, sempre la palla dietro, si fermava il gioco e ci hanno pigliato in contropiede, come si può fare? Sembrava Leao quel giocatore dall'altro lato, ma santi Dio, neanche una squadra di Serie C si fa fare 2 contropiedi così all'inizio proprio della partita, come pure a Parma. Ragazzi, però non si fa. Io ho un piccolo dubbio che il rigore, l'attaccante della Lazio, la palla l'avesse toccato con la mano nel rincorrere ancora. E poi dopo è stato Milinkovic-Savic l'ha parata. Poi la parata ha detto meno male, adesso magari questa partita la vinciamo. Ma che bovecchio, io non capivo niente. Sempre palla indietro, non si attaccava mai con quell'aggressività. Io ho detto il cappello dell'olandese, il cappello del colore olandese, che le squadre olandesi vanno avanti. No ragazzi, io mi devo ritirare perché di solito all'80° me ne esco dallo stadio, ma stavolta me ne sono uscito molto prima e sperando che non facciamo una ricaduta e che possiamo perdere la Champions, perché l'anno prossimo in Champions ci voglio andare perché tengo una certa età e allora la voglio vedere una bella finale del Napoli in Champions, che io dico sempre a Coppa dei Campioni. Ragazzi, è andata così. Arrivederci e ci vediamo alla prossima. Sempre. Grazie sempre a voi. Grazie Rosario, ciao. buona serata. Ciao ragazzi, Ciao, buonasera. buonasera. C'è delusione, lo C'è comprendo. delusione perché soprattutto in casa tu devi dominare. Purtroppo, ma anche l'anno scorso con Conte non vedi il bel gioco. Vedi quella partita che si chiude sull'1-0, 2-1, ma con occasioni, non crei. Purtroppo si ostenta a mettere giocatori che comunque non ci sono. Anghissà, Sì, De poi al Bruyne. 45esimo ha fatto i cambi. È un'ammissione di errore, in un certo Sì, senso. sì. Ma il centrocampo non c'è stato proprio il centrocampo, Lobotka, Anghissano. Sono giocatori come me hanno fatto il loro, penso a Napoli. Penso che Lobotka se ne va sicuramente. Io ho un dubbio che dietro a Lobotka c'è la Juve, di Spalletti. Più che altro è strano che Gilmour sia praticamente scomparso Perché da in una partita chiusa come questa, che Napoli cerca sempre di girare la palla, un giocatore come Gilmour, che anche in passato è capitato che quando è entrato ti mette la palla in verticale, perché Højlund è assente, non prende un pallone così, poi non arriva un cross in area di rigore, un tiro da fuori aria. È una pecca del Napoli, una pecca di Conte, del gioco di Conte. L'assurdo è che stasera il Napoli aveva il suo obiettivo, blindare la Champions Blindare il secondo e posto. blindare il secondo posto. La Lazio, che doveva pensare alla Coppa Italia, viene a Con fare le la riserve, sua viene qua e fa la sua partita e gioca a calcio. Nonostante non c'erano alcuni titolari, ma hanno dominato. Secondo voi qual è stato il problema principale? Una questione anche fisica, psicologica? Psicologico. Penso che Che ha un po' mollato? Sì, hanno mollato, sì. Hanno mollato Dopo perché il Milan hanno mollato. dopo il pareggio a Parma hanno buttato, hanno Già gettato da le quando armi. l'Inter ha consolidato il Sì, vantaggio. esatto. Dopo a Como finisce 2-0, 4-3 e dice, vabbè, è finito oramai. Anche perché posso dire, non esageriamo se diciamo che c'è stato un momento in cui Conte e lo spogliatoio Ci hanno avevano creduto, creduto alla sì, possibilità sì. di Però- essere ancora in corso. Questo sì, però sempre non avendo un gran gioco. Si cercava sempre l'occasione perché questo giro palla, ma senza entrare in area di rigore, senza tirare da fuori. E il tiro da fuori comunque, anche una deviazione, la palla può entrare. Purtroppo È chiaro che la mia è una provocazione, però se la Roma dovesse vincere, arrivare a 60 punti, il quinto posto disterebbe solo 6 punti. esatto. È un rischio, oppure credete che comunque il Napoli ha No, io penso tutto che per andare in Champions Champions? ci andiamo sicuro, insieme. Il Milan quanto abbiamo? 2 punti avanti? Io ho 3 punti in meno. 3 punti bene. E Deve domani con chi giocare. gioca? Verona.
Verona non domani è condannato. è condannato ormai. Cioè, no, con la Champions è sicuro. Secondo o terzo posto in mezzo in Champions ci riusciamo ad entrare, però devi consolidarlo. Almeno non dico il secondo, ma almeno il quarto. Comunque le squadre di Sarri si vedono. Io sono sempre un ammiratore di Sarri. Anche il primo gol devo dire è una gran bella Una azione. bella azione. Si vedono la squadra di Sarri. E io se va via Conte è l'unico allenatore che Vorresti il prenderà. ritorno di Sarri. Sì, al 100%. Perché vedi il calcio. Vedo il calcio quest'anno. Veramente. Buona serata. Grazie mille, Forza grazie Napoli mille. sempre. Buonasera, Buonasera. ciao, come ti chiami? Maurizio. Posso darvi del tuo? Assolutamente sì. Riccardo. Paolo. Simone. Andrea. Ragazzi, è chiaro che ci sono delle esasperazioni stasera da un senso e un lato. Non bisogna, Però secondo oggettivamente me. è stata una brutta sconfitta. Bruttissima sconfitta, forse la partita peggiore che abbiamo visto in casa quest'anno. sicuramente. Sì. Tra l'altro cade l'imbattibilità che durava da fine 2024. Il rammarico Proprio è contro la forte. Lazio. Il dispiacere è tanto, il rammarico è forte, però sicuramente questi ragazzi li dobbiamo applaudire, dobbiamo guardare avanti con ottimismo. Non ci ammagliare un gol come facciamo al solito, che è il pessimismo della piazza e queste cose qua. Noi dobbiamo guardare avanti con ottimismo. Però ci sono delle cose che vanno aggiustate. Zero di rimporta contro la Lazio. Esatto. Con, no, con tutti i titolari. Sì, perché poi la Lazio aveva fatto turnover. La Lazio era la squadra che si diceva, vabbè, ma tanto penseranno alla Coppa Italia. Noi avevamo l'obiettivo di andare a finire. I ragazzi della Lazio penso non avevano le magliette sudate. Gli abbiamo regalato 3 contropiedi, un Savic ci ha graziato, quindi abbiamo preso solo 2 gol, ma cioè, la Lazio cosa ha fatto? Speriamo in Niente. un finale di stagione almeno scegliamo questa qualificazione in Champions in maniera più È tranquilla. chiaro che la mia è una provocazione, non Vai, accadrà. vai. Però se la Roma dovesse vincere e andare a 60 punti, il quinto posto disterebbe solo 6 punti. Ma infatti è giustissima, non è una provocazione, è un dato di fatto e della matematica che fino a che non lo portiamo a casa il quarto posto è in bilico, perché quest'anno abbiamo sofferto e la nostra stagione è questa, perché noi non abbiamo una stagione per lottare per il primo posto. È giustissimo che ad oggi siamo a 9, 10, 12 punti dall'Inter, è giustissimo, secondo me, questo è il mio punto di vista. Però ci abbiamo portato a casa questo quarto posto e guardare avanti. Per voi? No, perché non chiudere il discorso qualificazione oggi in casa? Oggi era l'occasione perfetta. L'occasione è giusta. Perché devi aspettare? L'occasione è giusta. Cioè, questo è il punto. Cioè, giocano De Bruyne, Anghissà, McTominay, Højlund, tutti i titolari e non vedo un tiro in porta. Non vedo gente che corre. Una settimana per preparare la partita e giocano così. Cioè, vuol dire che c'è qualcosa che non va mentalmente, perché poi sono professionisti, quindi non si discute. Sì, ma in questo esperimento Fab 4 voi che ne pensate? Cioè, perdiamo qualcosa in attacco, mi sembra evidente. Allora, sicuramente perdiamo in attacco, ma perdiamo in attacco, secondo me, Al di là- allora, non è la mia non è una provocazione, ma perdiamo in attacco da quando è arrivato Antonio Conte sulla panchina, che ringrazzieremo a vita, ma il Napoli non produce gioco in attacco e non l'ha mai prodotto negli ultimi 2 anni. Ha giocato e ha giocato bene, ha vinto le partite, ma ha sofferto e soffre maledettamente il creare occasioni. Sicuramente perdere qualità, quindi togliere un giocatore d'attacco, fa sì che la palla cammina lenta, perché si vede che la palla cammina lenta, non c'è uno che salta all'uomo, perché ad oggi il Napoli non ha un giocatore che salta all'uomo, solo Alisson, ma non possiamo manco pretendere da Alisson che fa chissà che, perché alla fine un giocatore che non giocava nello Sporting Lisbona, non ce lo dimentichiamo, un giocatore arrivato buono, solo da pochi mesi. che è arrivato da pochi mesi, un giocatore buono, ma che non è che chissà che... Ma punte esterni d'attacco che non fanno un tiro in porta, cioè io penso che non è calcio. Poi non Diciamo che il cambio Mazzocchi-Politano quando sei 0-2 è un po' l'emblema. La partita era ma- finita, ma- secondo me quest'oggi al di là di non avremmo questo, segnato neanche con le mani, cioè oggi neanche con le mani. Cioè, Esatto. No, però dicevo in attacco, tu dicevi esterni che puntano all'uomo. Non abbiamo. In panchina non ce Ma io n'erano. mi non è aspetto che- qualcosa ma anche in pure, estate, ma pure che lo sia stesso verso Politano, quell'altro, penso perché- Politano è un grandissimo giocatore, ma ad oggi purtroppo ha difficoltà, sarà a fine stagione, ha giocato in nazionale, in Italia con Napoli, Champions, tutto. Noi Ma ha siamo difficoltà esteti, quindi proprio, noi siamo cioè. avanti del 4-3-3, diciamolo, cioè poi da qua a dire passeremo al 4-3-3 non lo so. Ci aspettiamo però un gioco molto più propositivo dal Posso Napoli dirti, che verrà. è chiaro che questo modulo ti ha dato più garanzia, no? Nell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo, Però sì. quando sei sotto 0-2 con la Lazio e fai quei cambi, magari li puoi fare anche dal punto di vista del modulo. Assolutamente sì, però è pure vero che non hai neanche in panchina giocatori che ti permettono di fare quel modulo, cioè ad oggi soffriamo anche nel cambio di modulo, perché non hai i giocatori che purtroppo, cioè abbiamo comprato Giovane che comunque non è un giocatore, secondo mio parere, non è un giocatore da Napoli. Poi magari mi sbaglierò, però ad oggi non abbiamo dei giocatori che ti fanno, devono dimostrare, cioè loro vivono di questo, la domenica scendono in campo e devono fare la differenza. Punto.
Cioè la stessa cosa, se togli Anghissà e De Bruyne al primo tempo mi aspetto che chi entra faccia la differenza, invece cioè, con 16 giocatori che hanno giocato oggi camminavano. Cioè andiamo meglio noi il martedì sera su 7 e 7. Gli amici dicono No, ma Giochiamo, per dire giocare una volta a settimana non corrono ragazzi, ma cioè, è imbarazzante, cioè è imbarazzante vedere che i ragazzi 10 milioni all'anno. Grazie ragazzi, grazie al vostro grazie tempo, a te. grazie. Ciao, ciao. Buonasera, Zero buonasera. assoluto, Manuel, zero Fate un passaggio, Non fate un c'è- passaggio. sì, non c'era oggi niente, oggi era una lentezza proprio o mentale, io non lo so, perché anche De Bruyne ha fatto degli errori enormi. Allora, è premesso che noi siamo tifosi del Napoli, forza Napoli sempre, ovunque e dovunque, quindi io sono l'ultimo, uno degli ultimi a uscire dallo stadio, quindi me ne frego del risultato. Però i giocatori in campo oggi quando giocano bene lo diciamo e quando giocano male lo dobbiamo dire lo stesso. Perché... Ma qual è il motivo secondo te? Il vero motivo di questa difficoltà? Perché poi sembra fisica, allora, psicologica, perché magari è un po' mollato. Allora, noi oggi abbiamo giocato con tutti e quattro centrocampisti, però lo sappiamo che non giochiamo da tanto tempo con tutti e quattro assieme. Puntualmente poi comunque vengono da infortuni, quindi poi io ti ripeto, ho visto De Bruyne ha sbagliato 4-5 palle proprio assente come mentalmente, Anghissà altrettanto, quindi a Hollywood davanti sì, io lo so, corre, fa il reparto, però bisogna pure fare gol ragazzi. Attaccanti di Conte non è che storicamente abbiano fatto Ho questo. capito. Sta buttato io non è che lo voglio difendere, No, perché ma poi quello oggettivamente sono non sta facendo rimasto granché. su un'altra Poi gli cosa, attaccanti perché- di Conte sono lì buttati davanti da solo a fare Benissimo, il poi reparto c'è da solo. Alisson, l'abbiamo messo in campo, stava sulla linea, giocava proprio sulla linea, non gli hanno dato io almeno, cioè gliela davano proprio nel momento che giocavano sempre dall'altra parte, non ho capito perché, se l'abbiamo fatto entrare per dare quella spinta in più al Napoli, diamogli anche la possibilità di giocare la palla, 1-2 palle è finita là, è lui che... Come la vedi? Io dico la verità, sono molto deluso, ma anche ancora più dietro alla squadra. Ma stasera si è visto chiaramente, questa sembrava l'ultima di campionato. Da parte nostra poca motivazione, mollato un po'. fisicamente a terra, nessuno si batteva, nessuno difendeva la palla. Senza palla, non si Ho corre. visto Milinkovic-Savic molte volte andare a sgridare la difesa, il centrocampo, c'era proprio era tutto sfilacciato. In realtà oggi bisogna analizzare come una partita in cui io ho capito, così l'ho presa, che effettivamente oggi il campionato per il Napoli è finito. Però c'è un rischio, Sì. perché se la Roma vince con l'Atalanta, il quinto posto è a 6 punti, non Sì, tantissimo. beh, siamo arrivati in quella fase in cui i giocatori adesso iniziano già a riflettere a dopo, tra un mese. Sbagliato perché l'obiettivo non è raggiunto. Lo so, però in campo si vedeva che se non si voleva rischiare il contatto il piede non si metteva, sono stati fatti talmente tanti sbagli tecnici oggi che in realtà non li facciamo neanche in precampionato. Oggi la partita è stata giocata peggio di un amichevole di precampionato. E l'unica cosa che bisogna dare comunque, oggi voglio comunque fare i complimenti a Sarri, perché io mi aspettavo realmente che la Lazio, era lei oggi, che giocasse con le seconde linee, gioco basso, per cercare di recuperare un punto, perché la partita che vale il Coppa Italia campionato la giocano mercoledì, invece ha fatto la sua partita, ha rischiato anche i titolari che ha recuperato dopo molto tempo. Gila ha fatto un partitone oggi per esempio, ed è vero che comunque ragazzi bisogna stare dietro alla squadra. Oggi si è visto che comunque già si è vista a Parma, in realtà penso che sia stato Parma lo spartiacque per questo campionato, nel senso che adesso ok ci manca ancora qualche punto, ma vedete le altre squadre le vedrete, penso che oggi e domani vedrete anche gli altri i giocatori importanti, quelli che andranno a fare il mondiale in qualsiasi squadra cercheranno comunque di gestirsi. Sì, però questo può dare... Questo è un aspetto. Questo è un aspetto negativo Posso secondo dire, me. però il Napoli non è che ha Non tutti questi negativo calciatori che per vanno al noi, mondiale. negativo per noi, sai perché? Perché i giocatori che hanno interesse a giocare per andare in Champions, quelli giocheranno, sono quelli là che non hanno interesse, che non giocano, e contro le squadre che poi automaticamente saranno più favoriti, quindi noi non ne approfittiamo di questo è il problema, mentre gli altri ne approfittano. Tolti Olivera, De Bruyne,
gli scozzesi, non è che abbiamo tutti questi calciatori lo che so, fanno. tra quelli, ma ci sono pure, però aspetta, ci sono quelli i più pericolosi, non sono quelli che vanno a fare il mondiale, quelli che già sanno che il contratto non sarà rinnovato, che devono ritrovarsi una squadra, quindi automaticamente andarci da validi è meglio che andarci da infortunati. Oggi per esempio Anghissà, è chiaro, Anghissà, io penso che Conte da una parte ha fatto la tipica partita di ringraziamento di fine campionato con Mazzocchi per farlo fare qualche minuto ancora oggi. Anghissà è chiaro che lo fa giocare perché gli è riconoscente di quello che gli ha portato, perché altrimenti non posso pensare che un allenatore così preparato come Conte non vede che Anghissà sono 2 o 3 partite che se mettiamo un paletto sul terreno almeno fa opposizione all'avversario. Quindi è proprio perché in realtà io penso che ci sia comunque già un'idea di base, che chiaramente sì, adesso c'è la Cremonese venerdì, poi ci sono 2 partite un po' più, ecco. Come Bologna, insomma, non è così scontato. No, penso che sulla sua tabella personale, Io penso che sulla sua tabella oggi c'erano 3 punti. No, ma allora non so come mai la squadra non l'ha seguito dall'inizio alla fine. Perché se l'idea era quella di fare 3 punti, noi abbiamo iniziato. No, ma il gol dopo 8 minuti ormai ci siamo abituati. Però il problema è che di solito c'è reazione, c'è gioco, c'è grinta, c'è voglia di fare. Oggi non solo si è preso il gol, ma ne potevano fare 2, 3, un rigore che non so nemmeno come non fa a non segnare sulla ribattuta. Cioè oggi quella scintilla che abbiamo da 4-5 partite che ci porta comunque a recuperare le partite, a volte anche a vincerle, oggi non esisteva proprio. Perciò sto dicendo, se Conte veramente voleva fare i 3 punti oggi, allora secondo me li doveva far correre tutta la settimana intorno al Maradona per rimetterli in forma, perché non c'è stato nessuno proprio, cioè, ripeto, titolari, riserve, i cambi, ok? Hanno portato quei 5 minuti di follia, però non è che oggi si è visto. Non abbiamo costruito avere grandi occasioni. Ecco, e la Lazio non è il Real Madrid, cioè proprio se noi già fisicamente siamo a terra e poi mentalmente abbiamo la partita veramente sotto mano, oggi è stata presa sotto mano. Cioè, ripeto l'ultima volta, perché poi voglio lasciare la parola anche agli altri, in realtà quando fai tutti gli errori tecnici che abbiamo fatto noi oggi è proprio perché non sei sceso in campo. Grazie, ci vediamo alla prossima in casa. Grazie mille sempre. Buonasera. Sono d'accordo. Com'è andata? È andata male, è andata male? È andata malissimo. Io vorrei capire una cosa. Perché giocano sempre Buongiorno, Beuquemà, Buongiorno, Olivera, Savic, sempre dietro, passaggi. Stasera come passaggi, come gioco. Non avevano idee. Stasera sono indiavolato, no, veramente sono incattivito, sarà la peggiore delle... A che minuto sei uscito? Allora, bravo, incredibile, mi hai letto il pensiero. Stasera finalmente l'Italia può festeggiare, ma non solo l'Italia, anche una bella parte di Napoli. Questa è la sconfitta dopo oltre un anno degli haters, i nemici di dentro, che non sono quelli che criticano Conte, sono quelli dei distinti che all'80° si erano svuotati, sono quelli della tribuna che al 75° si era svuotata anche parte della curva. Io voglio dire una cosa, allora, secondo me oggi dobbiamo capire chi è con il Napoli e chi è contro il Napoli, senza fare discorsi tecnici. Oggi è la vittoria dei detrattori di Antonio Conte, che stasera possono andare a festeggiare. Allora il mister non gioca bene, va benissimo, però sottovalutano. Il mister ha dato una struttura societaria, il mister ha chiaramente definito i ruoli all'interno del club, il mister ha parlato di centro sportivo, di stadio, quali fonte di generazione del fatturato per la crescita del club. Il mister rispetto ad altri, probabilmente a quelli che arriveranno l'anno prossimo, chi lo sa, ha una capacità di attrattività dei calciatori che mi dispiace dire, ma un allenatore del Sassuolo, un allenatore italiano grosso non avranno mai. Allora l'anno prossimo a voi
perché io vi conosco, perché ci litigo tutti i giorni, cioè mi sto rivolgendo esattamente a voi, non avrete alibi. Voglio vedere se state qua a sostenere il bel gioco e a sostenere un eventuale quinto posto con un calcio champagne, perché noi in 2 anni col mister abbiamo vinto uno scudetto. Scusami, questa è la vittoria stasera di chi dice l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto perché l'Inter lo ha buttato. Lo dicono i napoletani, siete vergognosi, voi non avete veramente diritto di cittadinanza, perché voi giocate, come si dice, vai per la Lazio, stasera andavano per la Lazio. Grazie. Sono d'accordo con l'amico. Forza Conte. Sono d'accordo con l'amico. Forza Conte. Comunque i detrattori ci sono. E i retrattori ci saranno Ci sempre. saranno sempre, ma quelli saranno sempre, gioca bene, gioca male, vince lo scudetto. Poi posso dire, lo stadio è un tema, perché noi auspichiamo finalmente un nuovo impianto, quando andiamo in altri stadi diciamo che bella atmosfera calda. Sì. Oggettivamente il Maradona da un po' non riesce più a spingere la squadra è vero. saremo sicuramente nuove generazioni meno legate a quel tifo passionale di un tempo. Però secondo me questo è un tema, cioè anche oggi sullo 0-1 non c'è mai stata quella spinta. No, è vero, sono d'accordo con te. Dicevi? Però dobbiamo dire una cosa, che Sarri ha messo la Lazio a posto, ha giocato benissimo, ha chiuso tutte le linee di passaggio e il Napoli non riusciva a trovare l'arco né a destra né a sinistra, quindi Il Napoli non ha giocato bene, sì, la Lazio è stata messa bene in campo, è vero, però il Napoli oggi che non ha giocato bene, non c'è stata proprio la partita, ma su tutte oggi è stata la peggiore partita del Napoli da quando gioca a Maradona, la peggiore proprio. Altre volte non è che ha giocato benissimo, però almeno riusciva a tirare, oggi zero. Però posso dire, io quello che mi porto di queste ultime gare è la difficoltà offensiva, cioè in attacco non riesce a creare vere occasioni. Veramente sì, vere occasioni, e poi vediamo che siamo sempre là che non riusciamo mai a fare l'ultimo passaggio. Io vedo che non riusciamo più a fare l'ultimo passaggio, vediamo che comunque i cross sono arrivati nel secondo tempo, quasi alla fine, passaggi sempre sbagliati, ovviamente dietro. Stasera abbiamo fatto proprio numero, abbiamo dato i numeri, al contrario, cioè 0. La tua lettura della partita, buonasera. Buonasera, ciao. La lettura è stata secondo me la più brutta partita dell'anno, forse della gestione pure Conte. Sì, in casa credo la peggiore da quando c'è Conte. Molto deluso e inspiegabile, perché poi alla fine stavo rivedendo la classifica con mia figlia. Cioè la Juve se vince domani va a 3 punti, il Milan ci riprende. La Roma che può arrivare al quinto posto, se vince con l'Atalanta, poi sicuramente è una gara delicata, però nella peggiore delle ipotesi il quinto posto rischia di stare a soli 6 punti, cioè comunque devi andare a giocare a Como, comunque c'è il Bologna in casa, non è scontato. Le partite in casa le devi vincere tutte. Ma anche stasera dovevi Partire da stasera, che poi c'è Lazio, Cremonese, e poi devi andare, Bologna, se ricordo si poteva bene, Bologna, col Pisa, Como, speriamo in un pareggio, Diciamo che è una perché partita così, tutte le squadre la possono la fanno tutte le squadre. capita, Però veramente l'hanno capito. secondo me io l'ho vista più di più una col gara Parma noi. che qua, diciamo la partita full, diciamo Che quella là. ha ormai Sì, lasciato. sì. Secondo te può essere che da quando l'Inter ha preso il largo, comunque Conte, io mi sento di dire onestamente che aveva dato una speranza allo spogliatoio quando aveva visto l'Inter calare, di dire ragazzi stiamo lì, proviamoci, perché se l'Inter molla noi ci siamo. Oggettivamente sembra che da quando l'Inter il Napoli ha mollato. Ma si stava parlando proprio di questo in settimana, io vedevo anche le varie trasmissioni, c'era questa paura che dal momento in cui si è persa un po' la speranza dello scudetto, mollavano un po'. Però io dico una cosa, troppe chiacchiere, si parla di chi va via, chi viene, conti in nazionale, è come se ormai il campionato è stato archiviato, c'è troppo rumore, troppe distrazioni, è un macello, io lo vedo proprio assurda questa cosa, è come se si perdesse un po' la bussola. Però mi sento anche di dire, no? Io sono sempre qui a fare un po' l'avvocato del diavolo, ma se Conte non vuole andare in nazionale Lo deve dire. e pensa di rifare il triennio a Napoli, ma perché non lo dice in tutta serenità e apertamente? Ma pure per i rumori che ci sono, come dicevi tu, capisco siete che- professionisti. Sì, no, ma io capisco che arrivate a fine campionato,
poi si vede. Sì, perché io comprendo che nel ruolo di tutti, nel nostro lavoro diverso da ognuno di noi, dici ma io me la tengo aperta quella porta e quella possibilità. Però almeno dal punto di vista comunicativo, non dare un alibi a squadra, ambiente, eccetera, di dire ma non si sa. Però può darsi pure che diciamo dietro le quinte, Sì, anche lui non sa come, cioè, dette un po', Non sappiamo chiacchiere se è che gli successo vengono dette pure a lui, qualcosa. quindi non possiamo dire. Esatto. Però questo genera comunque un po' di scoramento che sembra evidente. Però ragazzi, adesso portiamo a casa, portiamo in porto la nave. Secondo posto, Che- almeno questo ci Stasera vuole. si è dimostrata una cosa del genere. Io saluto ai miei figli Vittorio e Emanuele. Dove sono? In giro? Sì, uno è tornato adesso dall'Albania e uno invece sta a Parigi. Emanuele, Vittorio, vi saluto. Un saluto anche da noi. Vi saluto anche io, ragazzi. Grazie e E buon un rientro. saluto a Francesco Casale. Ciao Francesco, il nostro titolare. Grazie e buon rientro. Ciao, Francesco. Grazie. Marica, vieni a fare un Sì, salutino. Marica, dai, vieni, Oggi vieni. si sente poco bene, Oh, però è venuto a venire lo stesso. oggi sei venuta comunque, però Sì, buonasera. Oggi aveva previsto che c'eravate voi, Ah, diciamo, ok. da Roma Andiamo, alla Lazio andiamo. al Lazio. Da Lazio a Lazio, però è andata male. Che dobbiamo fare? Però prima guardavi la classifica, sei più ottimista comunque? O dici, cavolo, adesso dobbiamo fare attenzione? Dobbiamo fare attenzione, per forza. Attenzione, però dai, ci dobbiamo credere almeno a questo e spero che Conte rimanga perché io sono molto arrabbiato ma convinto che se Conte resta comunque possiamo dare continuità. Questo è un progetto, adesso se lo vogliono interrompere, ripartire, però a me questi nomi pure che circolano mi fanno impazzire. Ma io ti dico, guarda, a me la cosa che mi fa un po' dubitare sui nomi che escono, non dimentichiamoci che l'anno prossimo è l'anno del centenario. C'è tutta una costruzione che non vi sto qui a dire, di eventi, anche del 1° agosto stesso, anche dei ritiri che già si stanno programmando, che mi sembrerebbe strano un cambio di allenatore. O comunque, seppure devi cambiare, devi restare su un allenatore di questa caratura, che qualsiasi cosa accada non verrà mai esonerato. Cioè, per esempio, dopo Bologna-Napoli quest'anno, qualunque altro allenatore sarebbe stato esonerato. Uno come Conte ha quella capacità e forza di ricompattare il gruppo, riorganizzare tutto, e devo dire la verità, ha fatto comunque qualcosa di clamoroso. Assolutamente. Però oggettivamente il gioco di questi 2 anni lascia a desiderare. L'anno scorso non avevi tante alternative, quest'anno secondo me tante ne hai bruciate, perché Lang non è scarso. Lucca certo non è un centravanti che fa la differenza, ma non è neanche giovane, è un attaccante che fa la differenza. Ci sta convincendo molto. Esatto, però non è da buttare. No, ma forse perché non gli è stato dato continuità. Esatto, Magari... secondo me alcune cose potevano essere gestite meglio. Certo, Ovvio che si imparerà dagli errori, è ovvio che se tu dovessi fare un pronostico ancora con Conte in panchina o si cambia secondo te? Guarda, io quello che stavo dicendo anche a mia figlia, perché parliamo molto, Conte lo vedo molto integrato anche alla realtà napoletana, mi sembra strano il fatto che non stia parlando, può darsi anche che lui vuole parlare con De Laurentiis, vuole capire, perché sicuramente ci saranno dei cambi di strategia come l'ingiovanimento della rosa, abbassamento diciamo degli ingaggi, no? Perché ma questo non significa che si va sui non è un giovani, ridimensionamento. ma no, ma infatti non vuol dire andare sui giovani e non dare certezza di vittoria, questo non lo possiamo dire. Però poi guarda, ripeto, io qui faccio l'antitesi di tutti voi, però sai Conte che a inizio stagione, quando gli viene fatta la squadra, mi viene a dire però abbiamo preso giovani che non hanno ancora, sai, i Gutierrez, i Lucca, che non hanno ancora vissuto piazze come Napoli, e probabilmente sembra non aver capito dove si trova quando fa quel tipo di dichiarazioni. Poi magari mi verranno a dire o con te stesso, ma sono quelle parole di circostanza in un momento della stagione dove io devo tenere tutti in sospeso. Però sai, a volte queste dichiarazioni ti lasciano il dubbio che non so se Conte possa accettare un anno dove, faccio degli esempi, vanno via De Bruyne e Lukaku e arrivano Joao Gomez, 25enne, che però viene dalla Premier, che però non è un calciatore strutturato, e non lo so, centravanti, un giovane di belle speranze che non sia Lukaku. È difficile capire se accetta quel tipo di progetto. Ma può darsi anche che Conte nel tempo sia un po' cambiato, perché non è detto che vengono i grandi nomi e si può vincere. Esatto. Io penso un misto tra esperienza e giovane età, calciatori giovani, perché visto quando entra Alisson c'è un'altra storia, un altro passo. E poi sinceramente mi dispiace molto per De Bruyne, ma non ci siamo.
mi dispiace perché io oggi lo vedevo, dico, ha giocato nel Manchester, grandi palcoscenici, anche per lui secondo me è un po' è svilente e secondo me è pure un'umiliazione, che ha sbagliato delle cose proprio elementari, ma forse non sta bene. Se ti dicessi che è forse un calcio troppo distante dal suo modo di giocare, può darsi anche, magari i ritmi, io ho visto le partite di Champions, siamo su un altro pianeta proprio. passaggi filtranti, spazi, quasi stiamo tutti Velocità, chiusi là dietro, diciamo, arroccati. Certo, diciamo che lasciano un po' a desiderare la fase offensiva, cioè la fase difensiva, però siamo su un altro pianeta. Però dai, fiduciosissimi che qualcosa di buono almeno riusciamo a fare. Entriamo in Champions e poi speriamo che Conte riesca per dare continuità al progetto. Grazie sempre, vi lascio rientrare. Quanto ti sta ora? No, Formia, un'oretta e mezza. Ci mangiamo una pizza perché qualcosina mangiamo, perché siamo a digiuno e poi rientriamo. Grazie sempre, grazie buon rientro, grazie. Buonasera. È chiaro che è andata male, però da Firenze è un bel viaggio per vedere il Napoli. Sì. Che esperienza è stata? Come ti chiami innanzitutto? Mi chiamo Lorenzo, è stata un'esperienza bellissima anche se abbiamo perso. Vabbè, il risultato passa, però l'emozione di essere al Maradona? È stata bellissima, come sempre. Stare allo stadio è sempre una grandissima emozione. Bello raccontare questo, poi il risultato passa. Non ci interessa. Forza Napoli sempre, però noi abbiamo visto a Roma, Lazio-Napoli, a Napoli-Lazio, due partite diverse, Sì. due squadre diverse. Non corriamo, la testa si è Qual è il spenta. problema? Forse è switchato verso off quella mentalità contiana. Io mister ti amo, ma arrivare quarti non è come arrivare secondi per noi napoletani. Questo lo devi sapere. Noi vogliamo arrivare primi, ma va bene anche secondi quest'anno, va bene anche secondi. Per favore mister, farci sta grazia, di un po' Lorenzo. Per favore, mister, facci stare. Ma lo dici un Forza Napoli fortissimo? 1, 2, 3. Forza Napoli! Grazie mille, grazie, buon lavoro. rientro, grazie. Buonasera, posso disturbarti? Forza Napoli Posso darti sempre. del tu? Diamoci del tu, Forza Come ti Napoli chiami? sempre, mi chiamo Francesco, sono lucano ma vivo Ah. a Perugia, spesso vengo al Maradona a vedere il Napoli, nel mio sangue scorre sangue azzurro. Che bello. È sempre bello raccogliervi perché poi veramente venite da ogni parte d'Italia e del mondo. Sì. È sempre un bellissimo. napoletano da qualche parte. Sì, è sempre bellissimo venire a Napoli, quando vengo qui mi pacifico. Devo fare i complimenti però a Sarri. La Lazio ha giocato a 2 tocchi, come il magico Napoli che abbiamo visto di Sarri, come le partite che vedevamo anche. Forse la partita più bella che io ho visto è stato Napoli-Manchester City, il Napoli di Sarri e il Manchester di Guardiola, finita 2-4, ero qui allo stadio, ma era il Napoli che giocava a 2 tocchi come la Lazio di oggi. Complimenti a Sarri perché non ha preferito mettere DA. Se l'è giocata. Sì, se l'è giocata. Poi tu dicevi giustamente giocano a 2 tocchi, ma dietro sono tosti da infilare, cioè veramente una squadra messa bene in campo. Devo fare i complimenti a mister Sarri, per me rimane uno dei migliori allenatori d'Italia. Secondo me questa squadra della Lazio con altri allenatori avrebbe veramente rischiato, non dico la retrocessione, ma... No, però avrebbe veramente rischiato, Sì. anche perché non dimentichiamo che a gennaio gli hanno venduto tutti i pezzi pregiati, Guendouzi, Castellanos, cioè lui ha dovuto fare un lavoro sì dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche mentale, perché era una squadra veramente in crollo totale, verticale. Finita. Dall'altro lato c'è Conte, tu da che parte ti poni? Io Conte tanto di cappello, Conte ci ha fatto vincere lo scudetto con una squadra normale, e quindi sono venuto qui a festeggiarlo, ho visto tante partite, quindi io devo solo dire grazie a Conte per tutto quello che ci ha regalato, però mi ricordo nella mia mente c'è sempre il Napoli di Sarri, rimarrà sempre il Napoli di Sarri, quindi se dovesse mai ritornare io sarei il primo a essere Favorevole a un ritorno. Favorevolissimo, perché Sarri è un grande allenatore e l'ha dimostrato stasera. Ciò non vuol dire che Conte sia inferiore, se rimane Conte e Conte ci ha fatto vincere, arriveremo secondi, terzi, quarti, non lo so, ci ha fatto vincere un'altra coppa, quindi Conte è un grande. Non so con un altro allenatore, con i metodi di allenamento di Conte, non lo so, non dove saremmo oggi,
però ecco, mi dispiace, ecco, mi dispiace aver perso così, con un Sarri che gioca a due tocchi, ecco. Avrei voluto vedere una squadra, un Napoli, con la qualità che abbiamo, con un De Bruyne, un McTominay, tutti i grandi giocatori di qualità che potevano giocare alla Sarri, uno, due tocchi e far fuori qualsiasi squadra. L'abbiamo visto dall'altra parte, quindi chapeau, chapeau. Oggi non eravamo forse in partita, come dicevi tu prima, lo switch... Sì, io credo che da quando l'Inter ha preso il largo, non abbiamo più sentito. Napoli, Milan hanno un pochino mollato. È giusto anche far godere le altre tifoserie, ecco. Ogni tanto, speriamo non troppo spesso. Grazie mille, buon rientro. A te, è sempre triste rientrare e lasciare Napoli, soprattutto Oggi, quando tra l'altro, è stata una giornata splendida. Meravigliosa, e domani ce la godiamo e poi si ritorna. Beati voi che state qui. Grazie mille, Ciao, grazie ciao, sempre. ciao, ciao. E alla prossima. Complimenti anche alla vostra trasmissione, ho l'app vostra e vi seguo sempre, quindi Grazie. complimenti. Grazie mille, cerchiamo di fare un lavoro che soprattutto per chi non è a Napoli, soprattutto per chi non è a Napoli, sì. ci rendiamo conto No, che è veramente... così, io che sto a Perugia, Napoli 24 ce l'ho tra i miei preferiti e sono sempre connesso con voi. Grazie.